Allora, siamo giunti in chiusura, manca veramente pochissimi minuti, per cui posso dare un minuto a testa proprio il giro conclusivo. Vorrei prendere lo spunto proprio da questo. Gli strumenti ci sono, bisogna capirli come utilizzarli, ma soprattutto il problema è che si continua a proliferare un sistema di norme a tutti i livelli, non danno favore né ai lavoratori né alle aziende, eccetera, perché sembra che tutti vogliano fare il più furbo dell'altro, no? Tanto chi viene governato quanto chi governa, per cui siamo in un paese veramente straordinario in questa capacità assurda. E ci si complica sempre più la vita, e i più deboli, che magari sono anche quelli più onesti tante volte, subiscono tutto questo meccanismo. In questa nuova proposta della CGIL, poi trovando gli accordi con la Confindustria, tutte le premesse, è possibile addivenire a qualcosa di più semplice e chiaro, dove si riescano anche a prevenire tutte queste deviazioni di sistema terrificanti? Perché buono l'intento dei voucher, si va a degenerare, buono l'intento delle cooperative, finisce in un macello. Secondo voi? Beh, secondo me sì, nel senso che poi... Perché? Ma perché? Perché? C'è la necessità di una semplificazione. Ma cosa c'è di estremamente, due punti che sono estremamente... Sulla nostra proposta? Sì. Beh, ad esempio il fatto che è una proposta organica, noi proponiamo un testo di legge che alla fin fine diventa uno degli elementi di presupposto per qualsiasi, voglio dire, per la riscrittura del diritto al lavoro. Un testo di legge unico, sono appunto 60 pagine, 86 articoli, e da lì si può costruire un diritto al lavoro anche più semplificato, ma quello diventa lo zoccolo duro, senza che poi si vadano a dover sfogliare norme su norme, in base all'anno capire cosa viene applicato al lavoratore. Riscriviamo le regole del mercato del lavoro, del mondo del lavoro, e riscriviamolo però ascoltandolo il mondo del lavoro, perché questo è uno degli elementi che noi proponiamo con forza. Riuscirete secondo voi ad essere anche ascoltati dal governo in questo? Ci metteremo del nostro, noi resistiamo, siamo resistiti anche in altre stagioni, resistiamo ancora. Ecco, un elemento interessante, velocissimo, per aggiungere a Giacomo, è che il contratto a tempo indeterminato è il contratto principe e che l'inclusività è l'elemento essenziale della Carta dei diritti della CGIL, quindi che uno sia precario noi non interessa, noi lo dobbiamo includere nel mercato del lavoro, lo dobbiamo tutelare. Il mercato è cambiato, il mercato del lavoro è cambiato e la nostra proposta è quella di includere tutti, quindi non è una proposta per coloro che sono garantiti, certo, perché di solito ci dicono siete la CGIL che tutelate i garantiti. No. Noi vogliamo invece includere quello che è il nuovo mercato del lavoro partendo dagli ultimi. Quindi lo diremo, forse la dico così, qualcuno dice una bestemmia di un periodo di crisi, ma il contratto a tempo indeterminato è il punto nodale della proposta. Allora, premesso che dopo 8 anni, 9 anni, non si sa neanche più se è in crisi veramente o una nuova situazione, ma il sindacato ha un po' paura di progressivamente essere messo prima da parte e poi eliminato dai giochi? Guardi, sicuramente no, perché lo dimostra, l'ho detto prima, l'azione di ieri, che in un tentativo subdolo di tagliare un diritto, appena il sindacato ha alzato le bandiere, il tentativo è svanito. Speriamo. Noi sul tema diciamo che se qualche diritto in più c'è, è bene anche, non è a detrimento di nessuno. Sicuramente un riordino della normativa fa bene, non so se sarà così facile pervenire tramite questo dispositivo che ho visto di CGIL. La CISL, noi abbiamo fatto siamo partiti da un altro lato, che è quello di raccogliere, le abbiamo già consegnate al governo 500.000 firme, le abbiamo consegnate su una riforma delle pensioni che faccia andare in pensione prima, non che gli altri non siano d'accordo con noi, ma soprattutto sul lato donna, che è una questione veramente di una società più giusta, la metto solo in semplice, sulla contrattazione, con la quale abbiamo rinunciato a qualche posizione nostra a favore di una unitarietà per cercare di presentarci assieme, e su una grande piattaforma di rilancio di un recupero fiscale e contributivo che il lavoro costi meno e metta nella condizione i lavoratori di poter spendere di più. Sì, 80 euro ok, evviva, ma dovrebbero essere continuativi per tutti e anche per i pensionati. Non dimentichiamoci che abbiamo pensioni che non sono mai state aggiornate, che hanno perso valore da quando sono state elargite fino ad ora, ed è un problema di rilancio anche della spesa delle famiglie. Ecco, su questi tre grossi capitoli abbiamo impostato una nostra battaglia con
una convergenza anche con CGIL. Perfetto, questo è importante capirlo. Dottore, a lei. Io che devo dire, io continuo a presidiare quelli che sono gli aspetti che mi governano quotidianamente, quindi io sarò sempre come rappresentante dei consulenti del lavoro una voce critica in ordine a quegli istituti che, senza entrare nell'ideologia che li hanno generati, però producono effetti distorti. Quindi nel momento in cui io mi accorgo che un istituto, pur valido nella sua progettazione, nella sua individuazione dell'obiettivo, viene utilizzato in modo distorto, è evidente che c'è qualcosa da correggere. Luigi Sposato, cosa possiamo dire a conclusione del tutto? Ma io credo che bisogna che ci sia libertà nelle cose. Certo, la libertà a volte porta anche a non rispettare le regole, non rispettare gli altri e creare danni, questo sono consapevole. Però abbiamo gli strumenti del mercato del lavoro, abbiamo tante modalità per assumere il personale. E se io guido la macchina e vado veloce, io devo essere multato, non deve essere sospesa la produzione della mia macchina. Quindi io credo che più forme di lavoro ci sono e meglio è, quindi non sono d'accordo su un'unica forma di attività. Credo che bisogna però fare un salto, un passaggio laterale, siamo schiacciati da una situazione economica dall'altro, da una difficoltà di essere competitivi dall'altro. Se noi non ci sfiliamo e non possiamo combattere né l'uno né con l'altro, dobbiamo sfilarci, metterci lateralmente e cercare di essere più competitivi. Tutte le energie, sindacato, lavoratori, imprese, politica, dovrebbero convergere verso un'unica direzione, più sviluppo, più quattrini, più coperta larga e come in tutte le famiglie, quando cominciano ad esserci meno soldi cominciano a nascere i problemi, perché oltre alla salute secondo me il discorso del quattrino è importante. Chiarissimo. Allora io vi ringrazio di essere stati qui con noi, speriamo di aver chiarito alcuni aspetti importanti per i nostri telespettatori, per chi lavora e comunque chi non lavora o ha lavorato. Grazie di averci seguito anche a voi cari telespettatori, buon proseguimento, buonanotte, noi ci vediamo domani. Grazie. Adesso andiamo a scoprire un progetto di Euro Interim Servizi, si chiama Quinto Piano. A parlarcene nel dettaglio Liliana Borgna, che è la responsabile di questo progetto. E allora di che cosa si tratta? Alle sue spalle dei ragazzini che stanno studiando, non a caso, perché? Allora, il progetto Quinto Piano nasce all'incirca 2 anni e mezzo fa, quasi 3 ormai, proprio dall'esigenza di occuparci anche dei ragazzi un pochino più piccoli. Noi siamo un ente di formazione accreditato presso la Regione Veneto e quindi sono tanti anni che lavoriamo nel mondo della formazione, ci siamo sempre occupati però della formazione dei più grandi e quindi abbiamo deciso di occuparci anche dei più piccoli. Il Quinto Piano è un doposcuola. Dire che un doposcuola è in un certo senso riduttivo. Noi ci occupiamo di ragazzi dalle scuole elementari fino alle scuole superiori, arrivando fino alla preparazione di test universitari. Il nostro obiettivo è quello di rendere i ragazzi sicuramente più sicuri di loro, quindi lavoriamo tantissimo sulla parte dell'autostima e renderli consapevoli di quelle che sono le loro capacità e gli obiettivi che possono raggiungere. Il doposcuola serve per aiutarli e supportarli in quelli che sono tutte le attività che la scuola dedica e insomma lascia un po' al pomeriggio e alle famiglie che sappiamo benissimo lavorano tutto il giorno. Il Quinto Piano serve proprio a questo, a supportare le famiglie e i ragazzi durante l'attività pomeridiana, in modo da lasciarli liberi poi nel resto della loro giornata di poter svolgere le loro attività sportive, ricreative e godersi in santa pace la famiglia quando la sera si torna a casa, senza trovarsi alle 8 di sera a dover preparare la cena, completare le espressioni, piuttosto che preparare l'interrogazione su Carlo Magno, quindi insomma creare un clima sicuramente più sereno, non solo per i ragazzi ma anche per le famiglie che devono appunto affrontare con i loro figli il percorso delle scuole. Oltre alla parte della parte di supporto allo studio per quanto riguarda il doposcuola, abbiamo anche poi la classica parte delle ripetizioni. Quindi abbiamo un problemino, insomma, magari che ne so, con la matematica, il latino, il greco, l'inglese, ecco che sicuramente qualche ora dedicata esclusivamente
al ragazzo in modalità one-to-one può sicuramente essere utile a ritrovare un attimo magari quella fiducia e quella sicurezza nell'affrontare il compito in classe piuttosto che l'interrogazione e arrivare sicuramente a dei risultati che sono ottimali. Al momento appunto insomma i risultati sono positivi, i ragazzi e i genitori sono contenti, quindi ecco diciamo che ci stiamo muovendo nella direzione giusta. I ragazzi non sono, e anche i bambini non sono mai da soli, ma sempre supportati da personale qualificato ed esperto. Per quanto tempo nel pomeriggio, nei momenti della loro libertà dalla scuola e dalla famiglia? Allora, noi cerchiamo di creare sempre un servizio che sia fatto su misura sul ragazzo con il quale dobbiamo andare a lavorare. Quindi è ovvio che in base a quelli che sono gli impegni di questi ragazzi, quindi le attività sportive piuttosto che ricreative, si va a creare proprio un vestito fatto su misura, quindi si va dai 2 ai 3 pomeriggi durante la settimana, almeno diciamo le 2 ore sono ecco, il minimo che ci permette di lavorare effettivamente portando a casa dei risultati che abbiano effettivamente un successo positivo. I ragazzi non sono mai soli, nelle ripetizioni si lavora proprio appunto nel one to one e quindi appunto vengono seguiti per tutta la durata dell'incontro. Per quanto riguarda il momento dell'aula studio è un momento nel quale noi monitoriamo comunque l'attività dei ragazzi. Il nostro obiettivo è quello di renderli autonomi, quindi a parte un iniziale accompagnamento nel quale appunto consultiamo con loro il diario, decidiamo un po' una scaletta di quello che deve essere la distribuzione del lavoro nelle 2 ore che abbiamo a disposizione, loro devono poi in autonomia organizzarsi e gestirsi il tempo, ovviamente sempre supportati da noi, in modo che appena sopraggiunge un problema o comunque insomma un piccolo intoppo magari durante l'esercizio di matematica piuttosto che insomma durante qualsiasi altro tipo di attività didattica, ecco che subito hanno un tutor che può tranquillamente rassicurarli e risolvere un problema proprio per evitare che questo problema diventi un macigno. È un sassolino che viene presto insomma eliminato. E dove possiamo trovare informazioni sul web? Abbiamo il sito www.quintomenopiano.it. Perfetto, insomma per la tranquillità delle famiglie, per avere dei giovani più consapevoli e supportati anche nello studio e nelle ore pomeridiane quando altrimenti magari sarebbero da soli, la soluzione è Quinto Piano, un progetto di Eurointerim Servizi.